Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Isola delle Femmine dice no al racket. Questo pomeriggio una marcia contro le estorsioni, un messaggio forte dopo gli episodi intimidatori che hanno colpito le attività economiche dell'Interland palermitano. Totò Cuffaro patteggia 3 anni di servizi sociali ed esce di scena nell'inchiesta per la presunta corruzione in sanità. 7 le persone rinviate a giudizio dal GIP di Palermo, un 8º imputato ammesso al rito abbreviato. Dopo la condanna definitiva di Don Rugolo per violenza sessuale sui minori parla Antonio Messina, il giovane che per primo a Piazza Armerina ha denunciato gli abusi dell'ex sacerdote. Messina lancia un nuovo appello al Papa. A Palermo l'ultimo saluto ad Alessia, cattedrale stracolma per la piccola tifosa rosanero. Commosso il calciatore Jacopo Segre, per il quale la bambina provava un affetto speciale. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Pietro De Luca, l'ex infermiere ucciso a Palermo da un ragazzino di 16 anni. Dall'esame non sarebbero emersi segni di colluttazione. Si attendono gli esiti dei test tossicologici. Si dice arancino o arancina, uno storico risolve l'eterno dilemma che divide la Sicilia. Al nostro TG vi raccontiamo le origini del principe dello street food e i segreti della ricetta tradizionale. Giacomo Poretti torna a teatro con la compagna Daniela Cristofori nella commedia Condominio Mon Amour, la storia di un portiere licenziato e sostituito da un'app. Ironia, risate e una riflessione sull'intelligenza artificiale nelle nostre vite. Calcio Serie C, il Catania entra in clima play-off, concentrazione massima per i rossazzurri in vista della partita di domenica sera a Lecco. A Ruba in 3 ore i 1200 biglietti previsti nel settore ospiti per la gara d'andata. Ancora ben trovati, lo avete sentito questo pomeriggio a Isola delle Femmine, la marcia contro il racket delle estorsioni. Un messaggio forte e concreto dopo gli episodi intimidatori che hanno colpito le attività economiche del territorio. Sentiamo Marco Gullà. Isola delle Femmine dice no al racket e questo è il messaggio forte e chiaro che la comunità ha lanciato con una manifestazione contro il pizzo. L'iniziativa nasce come risposta compatta e civile ai recenti episodi intimidatori che hanno colpito attività economiche del territorio, generando preoccupazione ma anche una forte volontà di reagire. Ci sono tutte le persone per bene che dicono no, dicono non si torna indietro, si va avanti nel solco della giustizia, della legalità. La marcia di Isola delle Femmine vuole rappresentare un gesto concreto di solidarietà verso gli imprenditori che, con coraggio, continuano a lavorare nonostante pressioni e minacce. Noi daremo una bellissima risposta, loro hanno alzato il tiro, alzeremo il tiro noi come istituzioni ma principalmente come cittadini. Non possiamo girarci dall'altra parte, abbiamo bisogno di sistemi di videosorveglianza, i nostri sistemi di Isola e capaci funzionano, ma la migliore videosorveglianza sono gli occhi dei cittadini, non ci possiamo girare dall'altra parte. Cambiamo argomento. Totò Cuffaro patteggia 3 anni di servizi sociali ed esce di scena nell'inchiesta per la presunta corruzione in sanità. 7 le persone rinviate a giudizio oggi dal GIP di Palermo. C'è un 8º imputato che è stato ammesso invece al rito abbreviato. Manlio Viola. Sì al patteggiamento per l'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Il giudice per le indagini preliminari Ermelinda Marfia ha accolto l'accordo raggiunto fra i PM di Palermo e la difesa dell'ex segretario della Democrazia Cristiana. Cuffaro evita il carcere, dovrà scontare 3 anni di lavori socialmente utili, ma dalla pena vanno sottratti i 5 mesi di arresti domiciliari o poco più già scontati. Restano dunque circa 2 anni e mezzo. L'ex presidente dovrà anche versare 7.500 euro ciascuno all'ospedale Villa Sofia e all'ASP di Siracusa come risarcimento del danno. L'accusa, che così si estingue, era di corruzione e traffico di influenze per aver fornito le risposte di prove concorsuali ad una concorrente di un esame indetto per la stabilizzazione del personale precario e per aver messo in contatto i responsabili di offerta e richiesta per la gara dei servizi di polizia all'ASP di Siracusa. Nella stessa udienza il GUP ha invece rinviato a giudizio 7 coimputati di Cuffaro che avevano optato per il rito ordinario, prosciogliendo solo perché il fatto non sussiste la società
società Dussman Service SRL. Il prossimo 7 settembre, davanti alla terza sezione del Tribunale, inizierà il processo per corruzione e traffico di influenze all'ex direttore generale dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, Roberto Colletti, al primario del Trauma Center dello stesso ospedale, Antonio Iacono, allo storico autista e collaboratore di Cuffaro, Vito Raso, e ancora a Mauro Marchese, Marco Dammone, Roberto Spotti e all'imprenditore Sergio Mazzola. Stralciata invece la posizione di Ferdinando Aiello, che ha chiesto il rito abbreviato e sarà giudicato a luglio. Viaggia verso l'archiviazione il terzo episodio di questa inchiesta, la presunta mazzetta del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, per la quale la ricostruzione della procura non ha convinto il GIP. Parla Antonio Messina, il giovane che per primo ha denunciato gli abusi a Piazza Armerina dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato ieri in via definitiva a 3 anni di carcere per violenza sessuale su minori. Messina ora lancia un nuovo appello al Papa, lo sentiamo nel servizio di Gerry Italia. È definitiva la condanna a 3 anni di carcere per l'ormai ex sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, mettendo la parola fine a uno dei casi più discussi e delicati che hanno investito negli ultimi anni la diocesi di Piazza Armerina. Secondo l'accusa, l'ex prelato avrebbe abusato di giovani conosciuti nell'ambiente parrocchiale. Un'inchiesta partita dalle denunce di alcune vittime che negli anni ha acceso i riflettori non solo sugli abusi, ma anche sulle presunte resistenze e sui silenzi interni alla chiesa locale. A Roma era presente con la famiglia anche Antonio Messina, la vittima che per prima denunciò gli abusi attribuiti a Rugolo. Dopo la decisione della Cassazione, Messina ha chiesto ancora una volta una presa di posizione chiara da parte della Chiesa. Io mi auguro adesso che con questa condanna anche la Chiesa prenda una posizione chiara, netta, non si lasci a mezze misure e dia una risposta a me e a tanti ragazzi che come me hanno denunciato altri casi, dato che la Chiesa continua a non rispondermi, e quindi mi appello ancora una volta anche a Papa Leone. Intanto resta aperto un altro fronte giudiziario legato alla vicenda. È stata infatti rinviata all'8 ottobre l'udienza prevista ieri al Tribunale di Enna nei confronti del vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del vicario giudiziale Vincenzo Murgano. Entrambi sono imputati con l'accusa di falsa testimonianza proprio nell'ambito del processo a Don Rugolo, un procedimento che continua a tenere alta l'attenzione su eventuali coperture e omissioni all'interno della diocesi, mentre la sentenza definitiva della Cassazione segna oggi un punto decisivo nella lunga battaglia giudiziaria delle vittime. A Palermo l'ultimo saluto ad Alessia, cattedrale stracolma per la piccola tifosa rosanero. Fuori dalla chiesa il feretro è stato accolto dai cori della curva e dalle bandiere della squadra. Commosso il calciatore Jacopo Segre, per il quale la bambina provava un affetto speciale. Sentiamo Marco Gulla. Alessia vive, è il coro dei tifosi del Palermo che hanno accompagnato la piccola verso il suo ultimo viaggio. È il giorno del dolore, delle lacrime, il giorno dei funerali di Alessia La Rosa, la guerriera, così era soprannominata, morta all'età di 8 anni, dopo aver lottato contro il cancro. Non è un addio, ma un arrivederci, dicono parenti e amici che hanno affollato la cattedrale tra lacrime e disperazione. Accanto alla piccola bara bianca ci sono la mamma Maria Concetta, il papà Giacomo e la sorella Giulia, presente anche tutto il Palermo, tra squadre e dirigenti, tra gli altri il giocatore che gli è stato più vicino, Jacopo Segre, che ha posto sul feretro la maglia della squadra. La mamma incrocia proprio il calciatore del Palermo e gli dice: sentiva il tuo nome, e gli brillavano gli occhi, era contenta. La messa è stata officiata da Don Vincenzo Talluto, parroco del Borgo Vecchio. La morte di una bambina non è una cosa comune, ha detto, non è una cosa che siamo abituati a vedere con frequenza. Infine una lettera struggente che Alessia aveva scritto prima della sua scomparsa. Giulia, Christian, litigavamo sempre, ma vi voglio tanto bene. Vincenzo, avrei voluto dormire più spesso con te. Mamma, tu hai lottato sempre con me, avendo una grande forza. Papà, volevo sempre la mamma, ma nei momenti di fragilità sei e resterai sempre il mio papà.
È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Pietro De Luca, l'ex infermiere ucciso con diversi colpi sferrati con un tubo di metallo da un ragazzo di 16 anni in un casolare in via Buonpensiero, nella riva del fiume Oreto a Palermo. Colpi violenti che sarebbero stati sferrati dall'alto verso il basso, che hanno provocato ferite molto profonde al cranio. Da quanto emerso nel corso dell'esame non ci sarebbero segni di colluttazione. Sono stati prelevati anche dei frammenti dalle unghie della vittima per confermare che non ci sia stata lotta tra il pensionato e il ragazzo nel capanno. Sono stati prelevati tessuti per eseguire gli esami tossicologici, i cui esiti saranno consegnati tra 60 giorni. La salma intanto è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. A Giarre un comando di rapinatori ha fatto esplodere nella notte un ordigno alla stazione ferroviaria, tentando di svaligiare la cassaforte della biglietteria automatica. Il colpo però è fallito, ma l'esplosione ha provocato gravi danni, inagibili biglietteria e la sala d'attesa. Eva Spampinato. Un botto forte questa notte e ci siamo spaventati. Una bomba carta talmente potente da far tremare anche i palazzi non troppo vicini alla stazione e da far svegliare tutti nel cuore della notte a Giarre. Il letto ci è tremato, niente di che, questo. Quindi siete stati svegliati dal botto e dal letto che tremava forte? Sì. A far esplodere l'ordigno artigianale un gruppo di banditi che volevano rubare i soldi contenuti all'interno della cassaforte della biglietteria automatizzata della stazione ferroviaria, ma non ci sono riusciti, il colpo è fallito e loro sono fuggiti. L'esplosione è venuta intorno alle 2 di notte, quando la stazione era chiusa, rimane chiusa infatti da mezzanotte alle 4 del mattino. Non c'era nessun ferito, ma i danni sono stati ingenti, oltre a quelli della biglietteria anche in questo locale adiacente. Questo è quello che hanno lasciato, devastazione e macerie, che questa mattina gli operai della stazione stavano già ripulendo mentre i treni continuavano regolarmente a circolare. E non è la prima volta che succede. Provarci a portarsi il terminale per i biglietti, quello sì, ci hanno provato, non è la prima volta che succede. Atti del genere non fanno altro che danneggiare la comunità. Ora per fare il biglietto non so se il bar è aperto, in caso mi faccio prestare l'app da qualche mio compagno. La Polfer sta setacciando i filmati di Piazza Mazzini e le immagini di videosorveglianza della stazione. E adesso parliamo di questa rivoluzione che riguarda i monopattini elettrici. Da domani scatta anche per loro l'obbligo di targa. Sentiamo il servizio di Francesca Loi. Scatta la stretta sui monopattini elettrici. Da domani entra infatti in vigore l'obbligo di targa identificativa per tutti i mezzi privati che circolano in Italia. Il nuovo targhino sarà un adesivo plastificato e non rimovibile, collegato direttamente al proprietario e non al monopattino. Dovrà essere applicato sul parafango posteriore oppure sul piantone dello sterzo. Per ottenerlo bisognerà fare richiesta tramite il portale dell'automobilista o attraverso le agenzie di pratiche auto. Il costo base del contrassegno è di circa 8,66 €, ma tra bolli e pratiche la spesa può arrivare fino a 35 € e anche oltre se ci si affida ad intermediari. Viene inoltre istituita una piattaforma telematica nazionale gestita dal Centro di Elaborazione Dati della Motorizzazione, che rappresenterà l'unico canale per tutte le operazioni relative ai monopattini elettrici. Chi verrà fermato senza targa rischia multe da 100 a 400 €. Dal 16 luglio poi scatterà inoltre anche l'obbligo di assicurazione RC. Le nuove regole fanno discutere sui social e nei forum online. Molti utenti parlano di costi eccessivi e difficoltà burocratiche, mentre altri chiedono controlli più severi per aumentare la sicurezza stradale. E poi ci sono i ritardi che rischiano di penalizzare i cittadini. Anche chi ha presentato la domanda nei giorni scorsi non è detto che riceverà il targhino in tempo utile. Oggi e domani nell'auditorium del Monastero dei Benedettini appuntamento con la terza edizione di Catania for Senology, il congresso nazionale dedicato all'aggiornamento multidisciplinare in ambito senologico, con medici ed esperti a confronto e con le testimonianze di alcuni pazienti. Simona Mazzone.
58 relatori di 25 centri di senologia italiani, di cui 17 siciliani, con i loro specialisti e specialiste per una 2 giorni intensa, con gli occhi puntati sul tumore alla mammella, alle sue diverse forme e alle cure più all'avanguardia. L'auditorium del Monastero dei Benedettini ha accolto la 3ª edizione di Catania for Senology, congresso nazionale promosso dagli specialisti del Breast Center di Humanitas, Istituto Clinico Catanese, e dedicato all'aggiornamento multidisciplinare in ambito senologico. Un focus sui casi clinici attraverso le principali figure che se ne occupano, medici specializzati, ognuno per propria parte, con l'obiettivo di mettere a frutto tutte le proprie conoscenze per migliorare i percorsi di cura. Abbiamo voluto coinvolgere non soltanto i maggiori protagonisti italiani, ma anche i protagonisti delle nostre breast unit siciliane, affinché tutti insieme si possa affrontare il problema e cercare di affrontarlo sul campo, ovvero il taglio diverso che è stato dato a questo incontro, a questo evento, è quello di portare i vari casi clinici. Presenti non solo camici bianchi, ma anche pazienti e diverse associazioni, per partecipare a un confronto diretto e per ascoltare testimonianze di chi ha affrontato questa patologia. Si dice arancino o arancina, è lo storico dilemma insomma, che viene risolto da uno scrittore che attraverso il suo libro Il sole da mangiare ripercorre anche le origini del principe dello street food siciliano, Lorena Dolci. Mia nonna che mi diceva «Chisto è solo che si mangia il sole», perché era una forma sferica. Sfera dorata, una piccola arancia, ma anche pomo della discordia fra le due parti dell'isola, che rivendicano gli arancini e le arancine. Al principe dello street food, Calogero Matina, docente di enogastronomia, ha dedicato questo libro, Il sole da mangiare, edito dalla Confraternita dell'Arancinu, che racconta storie e curiosità di un'eccellenza siciliana, cibo ma non solo. L'arancino è proprio il simbolo della stratificazione di tutti i popoli che in qualche modo si sono succeduti nei secoli. Il riso per fare gli arancini, l'arancino ci vuole forza lo zafferano, così ci hanno insegnato gli arabi. La divisione si ripropone anche nel condimento. Nella cucina palermitana utilizzano il capuliato, il tritato, e per lo più non utilizzano tantissimo la salsa di pomodoro, non utilizzano formaggi. Noi invece qua nel catanese utilizziamo i pezzettoni di caciocavallo, la carne aggrassata, sfilacciata e col sugo. A parte i grandi classici, arancino al sugo o al burro, oggi ce ne sono di tutti i gusti, ma il ripieno dell'origine è quello che non ti aspetti. Se dovessi proporre un arancino storico, proporrei un arancino con un cuore di ricotta. Il segreto per una crosta perfetta? Noi utilizziamo della farina di riso per fare la pastella e poi utilizziamo della mollica di pane, possibilmente se di pane di semola. Quella crosta che crea il giusto equilibrio fra consistenza e gusto, frutto di materie prime di qualità, fra tutte il riso. Nella Sicilia dell'Ottocento, ricca di corsi d'acqua, non mancavano le risaie. Poi la diffusione della malaria e la strage di contadini portò alla chiusura per legge. Nel frattempo il dizionario Biondi aveva codificato il termine che risolve la questione con la pronuncia alla siciliana. E troviamo il lemma arancino, singolare maschile del diminutivo di arancio, e dicesi fra noi una vivanda dolce di riso fatta alla forma della mela arancia, arancino. Adesso è tutto chiaro. A Catania ha celebrato la cultura e i giovani talenti con la 3ª edizione del Festival del Folklore Siciliano Scolastico, una giornata speciale che ha unito scuola, cultura e identità. Cuore pulsante dell'evento è stato il cortile Platamone, che vediamo appunto in queste immagini. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Pizzi Folk di Catania, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci ed il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Catania, rappresentato per l'occasione dall'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi. E adesso parliamo di teatro. Se un'app prendesse il posto dell'uomo è il dilemma che viene affrontato in Condominio Mon Amour, andato in scena al Sipario Blu di Catania. Protagonisti Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, compagni sul palcoscenico ma anche nella vita. Li ha incontrati Desiree Ferlito. Sì, fai il custode.
essere licenziati e sostituiti da un robot o da un'app. È quello che succede ad Angelo, interpretato da Giacomo Poretti in Condominio Mon Amour, dove lui, storico portinaio di un elegante palazzo della Milano Bene, viene liquidato dalla tecnologia. A comunicarglielo Caterina, una spietata tagliatrice di teste, interpretata dall'attrice Daniela Cristofori, compagna sulla scena e nella vita. Litigare sul palco e il teatro aiuta a fare questa cosa, ma al di là dei litigi, per me è una cosa bellissima lavorare a questi progetti teatrali con Daniela, con mia moglie, è bellissimo. Un duello serrato e divertentissimo tra essere umano e tecnologia, empatia e algoritmi, vecchio e nuovo mondo. Chi è più tecnologico dei due? Allora, lui ci prova, si applica perché Giacomo è molto testardo, quando vuole una cosa non c'è verso e quindi alla fine ce la fa. Uno scambio continuo di ironia e complicità che conquista il pubblico, affrontando però un tema attualissimo. La tecnologia, l'intelligenza artificiale rischia di far estinguere certe professioni. È un ritmo abbastanza infernale dove si ride ma si riflette anche tanto. C'è anche un tema di questa donna, Caterina Dolorosi, che vive tra famiglia, ha un figlio, quindi è stretta anche lei da questo meccanismo che la sta un po' mangiando. Lo spettacolo si inserisce nella rassegna teatrale della Fondazione Venturino, Il tuo volto come una profezia, un percorso che mette al centro proprio il valore dell'incontro umano e della relazione. Un filo rosso perfetto per una storia che dietro la comicità ci ricorda quanto nessuna app possa davvero sostituire una vera relazione. A casa chi ha l'ultima parola? Indovini. Non tocca a me dirlo. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, parleremo naturalmente di play-off e del Catania che si prepara alla partita di domenica contro il Lecco. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, come sempre parliamo di calcio. Il Catania entra in clima playoff e dopo il pieno di entusiasmo fatto ieri pomeriggio al Massimino, adesso la concentrazione è tutta per la partita di domenica sera a Lecco per la gara d'andata. Sentiamo Francesco Triolo. Eccolo, il clima playoff, un assaggio di quelli che fa l'impressione, quello di ieri pomeriggio al Massimino, ma che fa capire quanto siano alte pressioni e aspettative. E lo striscione al centro della tribuna B lo testimoniava bene. Attenzione, tutta rivolta alla partita d'andata dei playoff nazionali di domenica sera. L'avversario, il Lecco, rappresenta il primo ostacolo contro il Santa Venerina. Toscana ha provato quello che potrebbe essere lo schieramento iniziale, con Dini in porta, Gherardi, Miceli e Pieraccini in difesa, Raimo, Quaini, Di Tacchi e Celli in mediana, Bruzzanili e Cicerelli alle spalle di Forte. 10 i gol finali, ma soprattutto un pieno di fiducia per tutti, anche per Caturano che ha realizzato una tripletta e che ha giocato nella ripresa, dove Toscano ha dato spazio a tutti i rientranti dall'infermeria, compresi Veters e Allegretto, per i quali sono già iniziate le trattative per il rinnovo del contratto. E allora da oggi attenzione tutti a Lecco, quarta classificata del girone A, reduce da 2 turni superati, 2-1 alla Gian Erminio e doppio pareggio per 1-1 contro la Pianese, con qualificazione in extremis grazie a un rigore a tempo scaduto di Scipos, 12 gol stagionali, uno degli ex del Catania squadra, insieme al portiere Furlani, in grande evidenza in questi spareggi e decisivo nella gara di mercoledì sera, e il centrocampista Zanellato. Insomma, vantaggio dei 2 risultati, ritorno in casa di un Massimino e si preannuncia già stracolmo, ma attenzione alta, il cammino del Catania inizia adesso. E intanto sono già stati venduti tutti i 1200 biglietti che sono stati messi a disposizione del settore ospiti dopo 3 ore dall'apertura della vendita. Ancora una pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
Questo pomeriggio a Riposto, nel Catanese, c'è stata una rapina in una gioielleria del centro commerciale Conforama. 3 rapinatori incappucciati e armati di martelli e mannaia hanno rubato gioielli e sono fuggiti. Momenti di terrore per le persone presenti nella galleria, scappate per il fumo sprigionato dall'allarme antifurto. Indagano i carabinieri. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.